La vendetta è un'arma a doppio taglio. La violenza chiama altra violenza. Bisogna fare attenzione, molta attenzione. Mirko, sono Antonio, dai rispondi. Ti sto chiamando ormai da un paio di giorni. Mirko, rispondi. Ti stiamo cercando tutti, per favore Mirko, non ascoltare quei farabutti. È venuta Sara a casa, era preoccupata. Mi ha detto che il mese scorso l'hanno violentata. Mi ha detto di averti confidato tutto. Mi ha detto che sei uscito di colpo e che avevi uno sguardo brutto. Non ascoltare per favore il gruppo di Michele. Quelli lì sono dei pazzi, sono delle iene. Abbiamo già sporto denuncia, troveranno i colpevoli. Non ascoltare quelli lì, in realtà sono dei deboli. Ti vogliono sfruttare per questioni loro. Lo sanno che tu dentro sei un ragazzo buono. Mirko, per favore, richiamami appena puoi. Tu non c'entri nulla con quegli avvoltoi. Non c'entri nulla. Mirko, rispondi, Mirko, rispondi. Mirko, ti prego, fermati. Dove corri? Mirko, rispondi. Mirko, rispondi, Mirko, rispondi. Non mandare al diavolo tutti i tuoi sogni, non farlo. Mirko, rispondi, Mirko, rispondi. Mirko, ti prego, fermati. Dove corri? Mirko, rispondi. Mirko, rispondi, Mirko, rispondi. Non mandare al diavolo tutti i tuoi sogni, non farlo. Mirko si è fatto una striscia, sale in macchina. La vita gli fa schifo, la sua è orrenda e drastica. Ha una pistola in tasca, pronta da usare. Quello che hanno fatto a Sara non lo può perdonare. Vuole bene ad Antonio ma non intende ascoltarlo. Vuole vendetta, non vuole comportarsi da codardo. Alla giustizia non ci crede da quando suo padre Carlo in cella è schiattato. Michele è un tipo losco nel rione rispettato. Nessuno di rispetto gli ha mai mancato. Si incontrano con Mirko in un casolare abbandonato. Mirko non immagina in che guaio si è cacciato. Appena entra Michele e i suoi scagnozzi lo buttano a terra e lo riempiono di colpi. Michele poi sussurra: a violentare Sara sono stato io. Mirko chiude gli occhi e vede la mano di Dio. Mirko, rispondi, Mirko, rispondi. Mirko, ti prego, fermati. Dove corri? Mirko, rispondi. Mirko, rispondi, Mirko, rispondi. Non mandare al diavolo tutti i tuoi sogni, non farlo. Mirko, rispondi, Mirko, rispondi. Mirko, ti prego, fermati. Dove corri? Mirko, rispondi. Mirko, rispondi, Mirko, rispondi. Non mandare al diavolo tutti i tuoi sogni, non farlo.